Detto questo, ma tu che fai? Te sto giocando a picco, sono tutti soprangenti, boh, ma tu sei medio, soprangente. Ma tu lo conosci? No. Non ti conosce? Ancora, piacere, Juan Ramón Rodrigo della Spla. Non piangere, dai! Chi? Dai, chi sei? José Ramón Rodrigo della Splas, po' da prendere, Cosa prendi che senso? per servirla. Ah, ma tu si fai di noi, Juan Rodrigo de las Plazas. Non è che questa mia speranza, Speranza Ghini. Savilla Sopredi. La figlia del pre. Come Savile Savile Sopredi. Sopredi? Com'è possibile? Savilla Sopredi, ti pare di strano un mese, Savilla Sopredi. Beh, come fa un prete ad avere figli? Come si fa? Segreto. Ah, dai, fare il cretino. Come si fa? E come si fa, ma? E te, come ti si fa? Stick, si boga si è fatto su video, difficilmente. Allora, no, aspetta, lo sapevo anch'io, come si fa? Dai. E Speranza, e sa figlia da Gonzalo, che attento con Maria, sa figliora de da burda da mamme, de donna Francisca, Mamma tua. mamme, burde, sposata con Fernando, e siccome gli piaceva su trattarlo santo da Sopredi, impingiata a Davi, ma antico, ma non lo guarda il segreto. Che segreto? Segreto di Ponte Vieco che di grolle d'inconca, tu gli a Toto, se non dopo comprendi. Ma scusa, perché sta cercando la figlia del prete? Cosa gli è successo? Segreto! Dai! Dimmelo! Pare di che Fernando ci dà da gattata in Sanrio, nel fiume. La buttata nel fiume? Nel fiume. Perché? Aveva sete, c'è da dire. Dai. Vabbè, lei è un parente visto che sta piangendo. Ma te pare, ma chi si arrangia di Speranza? Allora, perché sta piangendo? E catenina da sta gatellina che gli avevo regalato per il battesimo, c'è da dire. Beh, dispiace. Dispiace, che 10 più prima che la buttavano nel fiume non gli ho preso a regalare, mi sarei conservato il soldo, disgraziato. Ma sì, lei sta piangendo per la catenina. Certo, ma mi tocca da recuperare, perché domenica sono invitato a un comunione. Recuperare cosa? Segreto. Esatto. Sa catenina! La catenina di oro che l'ho comprata, così la riciclo e la regala alla comunione da Suvilo da sorresta mia. Senza stupido. E quindi si deve buttare nel fiume? No, ma voi te? Perché la bambina non butta nel fiume? Oh, Saripia, la piccola Speranza, esti nelle mani da Guido Burdo da Fernando Messia, che la tiene in ostaggio anche a Candela, Guido Mardiangiata, comprendi? Sa pasticcera. Quella ce l'hanno dentro la pasticcera, ma Candela, che è furba, zada furiata, di sticchi in gorte da Fernando, che prima da Simorri, di gravata, ma lei da grava del sapore, ma lei riesce a portare Saripia da Maria, da Soprede, Guido Corruto, comprendi? E la salva? Morirà? Non morirà? Morirà, non morirà? Segreto, da te grazie. Dove vicini? Dimmelo! Tu gasti senza televisori, 20 anni su delle persone, e a tu e isi a 100 persone. Arrivederci. Vabbè, è così, è così, è così.